Buon primo giugno ragazzi, andiamo su Instagram, datemi solo un secondo anche, così entro anche da là. Oggi parliamo di ansia. Come processare l'ansia senza meditare. Avevo scritto anche senza meditare alzandosi alle 4 del mattino. Voi penserete, com'è possibile, Alessio, che tu da diversi anni oramai produci meditazioni e adesso ci vieni a dire che si può processare l'ansia senza meditare. Quindi non è essenziale meditare. Ora ve lo spiego. Innanzitutto fatemi presentare, insomma, per le persone che magari arrivano a questo video e non mi conoscono. Io mi chiamo Alessio Veneziano, sono un terapista mente e corpo, laureato in fisioterapia. Ho sofferto di dolori persistenti da diverso tempo, cervicalgia, e l'ho risolta attraverso un approccio non convenzionale, mirato sulle emozioni. Oggi parliamo quindi di ansia, che forse è l'emozione più sentita nel giorno d'oggi, molto di più della pace, della felicità, okay? Ci sarà pure un motivo per cui è la più sentita e voglio evitarvi di, spendervi 1 ora della vostra vita cercando di dirvi qualcosa che sapete già. E credo che questo video, insomma, se arrivate verso la fine, non so quanto durerà sinceramente, non farò dei tagli, anche perché veramente penso che più, i nel modo più onesto possibile, che riesco a parlarvi, nel modo più semplice anche voi, riuscite a capire quello che vi dico. Quindi se metto dei tagli, li metterò solo perché magari c'è il postino che adesso mi suonerà per darmi un libro, se arriverà. Quindi l'ansia. Chi non soffre di ansia? Chi non vi ha detto tra l'altro che meditare fa bene all'ansia, per togliere l'ansia? Quello che mi è successo nella mia vita è di sopprimere l'ansia, o comunque le emozioni, con la meditazione. Vedi, possiamo usare uno strumento che da millenni dà beneficio al corpo, nel modo sbagliato. Perché? Perché anche meditare può essere uno strumento di soppressione o di repressione. E perché? Perché se soffriamo d'ansia ci hanno sempre detto che dobbiamo calmarci, che dobbiamo cercare di, stimolare il nervo vago, che ci hanno detto di stare in natura, stare sotto un albero e respirare. Oppure appunto anche solo respirare col diaframma. E sai i classici video da YouTube, da Instagram di molti persone, molti terapisti che, ancora, secondo me, sbagliando, divulgano quel benessere new age del: facciamo questa respirazione così, andiamo a calmare il sistema nervoso. Tutte cose che anche io ho fatto, che non dico che sono sbagliate di per sé, ma se soffriamo di dolori persistenti, il calmarti di più non necessariamente andrà a risolvere il dolore persistente. Se soffri di ansia cronica, non necessariamente meditare risolverà il tuo dolore o i tuoi sintomi. Perché? Facciamo qualche esempio, e questo è importante che tu capisca queste cose. Avrei dovuto mettere questa fare questo workshop, questa live a pagamento. Non l'ho fatta perché penso che sia veramente importante per tutti, in modo gratuito, che sappiano queste cose, che sappiate queste cose. Secondo me si dovrebbe addirittura andare a parlare nelle scuole, far imparare ai bambini non non reprimere le proprie emozioni. Facciamo quindi un esempio: il trigger emotivi, come li chiamo io, i trigger, sono sensazioni che arrivano attraverso un pensiero. Fai caso a un momento in cui magari sei a lavoro, ti arriva una mail, vedi questa mail, la leggi, è molto lunga, magari del tuo capo, che va a rimproverarti.
va a rimproverarti per qualcosa che hai sbagliato o qualcosa che non hai fatto bene, oppure il tuo capo che ti dice: "Devi andare prossima settimana a Parigi perché questo è quello che richiede la tua mansione." Ovviamente senti una sensazione di ansia perché è un qualcosa che leggi da un momento all'altro, non te lo aspettavi e la tua mente inizia a girare, inizia a portarti dei pensieri non molto felici. E in quel momento senti quella sensazione nel petto, nella gola, nella schiena, qualcuno la sente ad altre parti, nello stomaco, di compressione. Questa sensazione che chiamiamo ansia porta un aumento e un'accelerazione dei battiti cardiaci, sudorazione. E cosa facciamo in quel momento? Cerchiamo di calmarci. Cerchiamo di calmarci, la maggior parte di noi, anche io ho fatto così fin quando ho capito che quegli strumenti in realtà non facevano altro che posticipare un altro attacco di ansia. Se non seguiamo e non capiamo i meccanismi delle emozioni, rischiamo solo che quegli attacchi di ansia in realtà diventeranno attacchi di panico nel futuro. Quindi, quando sentiamo quella contrazione, siamo in un momento in cui la nostra mente sta prevedendo un qualcosa che potrebbe succedere, negativo, il corpo va in contrazione, con una serie di cose che succedono nel corpo, che non stiamo qui a dirle tutte, e nel momento in cui sentiamo quella contrazione, la maggior parte di noi non vuole sentire quelle cose e cerca o di calmare il corpo, evitando la sensazione, o magari facendo altre cose. Qualcuno canta, qualcuno fa yom, qualcuno, semplicemente deve andare in bagno, qualcuno, balla, qualcuno corre. Cosa succede però quando sei fermo nella scrivania e senti queste contrazioni giornalmente? Senti questi pensieri e queste contrazioni giornalmente, quindi le voci del corpo in modo in sensazione. Che ogni volta che eviti continuamente, e questo è semplicemente un esempio, stai sopprimendo. Quella emozione, quindi di paura, che chiamiamo anche in questo caso ansia, viene soppressa. Sopprimendola non va via. Non pensare che nel momento in cui quell'emozione è lì e la sviamo, la evitiamo ed andiamo a fare qualsiasi altra task, quell'emozione poi venga metabolizzata o processata. Infatti questo video si chiama "Come processare l'ansia senza meditare". C'è un modo per farlo? Sì, e non serve meditare. Come si fa? Andiamo verso la pratica. Primo step: onorare l'emozione, sempre. Qualsiasi emozione sentiamo, bisogna onorarla. Onorarla in quel momento vuol dire accettarla, vederla, sentirla, onorarla. Qualsiasi essa sia. Ovviamente per le emozioni positive lo sai fare molto bene, no, sento le emozioni positive e le onoro, per forza, molto semplice. Ma quando sento la paura, come faccio a onorare quella paura? La puoi onorare perché sai che quella paura è arrivata con un senso e quella paura non sei te. Quella paura può essere processata nel momento in cui la sentiamo. E nel momento in cui la sentiamo, molto probabilmente salirà un po' di intensità. Nei primi secondi o nei primi minuti salirà di intensità. Se riesci a rimanere nell'intensità, con un respiro dentro quell'intensità, quindi non stai cercando di buttarla giù, la stai quindi amando incondizionalmente. A quel punto quell'intensità arriverà ad un picco e scenderà nuovamente. Un po' come l'attacco di panico, ma noi non vogliamo arrivare lì, giusto? Un attacco di panico non è altro che un ripetuto una ripetuta ansia repressa. Per quanto tempo? Non lo so, ogni persona dipende da per quanto tempo l'ha repressa, ma nel momento in cui sento
quindi processo quell'ansia, quando processo quelle sensazioni e le posso sentire lasciandole andare totalmente. Quando le lasciamo andare totalmente parliamo di accettazione dell'emozione, accettiamo che vada su, accettiamo che vada giù, accettiamo che rimane uguale. Per fare questo ci vuole una grande presenza. Ecco che lì forse la meditazione può aiutarti, okay, come allenamento per rimanere in presenza. La meditazione non la usiamo, quindi, come strumento per abbattere le emozioni negative. La usiamo come strumento per processare le emozioni negative. L'alchimista. Siamo degli alchimisti delle emozioni negative. Quando capiamo che però quell'emozione non è realmente negativa, che siamo noi con la nostra cognizione analitica, la nostra mente analitica, che diciamo questa emozione è negativa, non esistono emozioni negative, come non esistono emozioni positive. Esistono solo emozioni e sensazioni. Quando parliamo di sentire il sintomo, sentimento vuol dire che sento qualcosa dentro. Questo è sentimento, questo è sentire. Un'ansia che non viene sentita, viene repressa e questa porta eventualmente a portare dell'energia dentro di noi che non ci fa bene. Quindi contrazioni fisiologiche, no, contrazioni muscolari, muscolotendini o addirittura del sistema cardiocircolatorio. Le pressioni alte. Molte persone credono che semplicemente, ehm, mangiando meglio riusciamo a stare bene. In realtà qui stiamo parlando di il centro di ogni cosa, che è il processo delle emozioni. Ovviamente il mangiare bene fa la sua parte, ovviamente il movimento ha la sua parte, ma la secondo me la parte più preponderante, più fondamentale è quella del processare le emozioni. Perché ve lo dico? Perché mi sono laureato in fisioterapia e potete immaginare quanta formazione ho fatto verso il corpo, verso il movimento. Prima di diventare fisioterapista ho studiato e durante fisioterapia ho studiato come autodidatta nutrizione, perché ero appassionato di nutrizione, quindi potete immaginare quante diete ho provato di tutti i tipi. Oggi mangio principalmente tutto, cioè non principalmente, mangio tutto, carne, pesce, con le dovute moderazioni e secondo me è importante di capire che è la qualità di quello che mangiamo, okay, che fa la differenza, ovviamente anche la quantità. Ma queste non sono io insomma, non sono un nutrizionista e non parlo di cibo. E credo insomma che l'aspetto fondamentale che però mancava su di me, dopo aver fatto diverse formazioni in tutti gli ambiti, okay, fisico, nutrizionale, poi mentale, okay, con la psicologia del dolore, era veramente poi quella fondamentale, quella delle emozioni. E lì entriamo in un particolare topic, quello dell'energia. Le emozioni è emotion, energia in motion, energia che si muove. Quindi ora sono in uno step in cui, ehm, studio e pratico la medicina energetica, energy medicine. Quello che in realtà la medicina convenzionale, ma, anche forse anche quella alternativa, non fa, chiaramente. Quindi quello che sentiamo, okay, quando sentiamo quelle ansie, stiamo veramente processando quelle ansie. Se noi togliamo questa etichetta di soffro di ansia e semplicemente diciamo: "Sento delle sensazioni durante certi momenti della giornata o dopo dei pensieri in particolare", non cerchiamo di modificare il pensiero, non cerchiamo di modificare il corpo. Rimaniamo nel presente, perché qui infatti il lavoro della mindfulness e della meditazione ci potrebbe aiutare per entrare in questo processo, okay, è un prerequisito, potrebbe esserlo.
Nel momento presente sentiamo quello che c'è da sentire, rimaniamo presenti per qualche secondo, per qualche minuto. Se vogliamo possiamo anche chiudere gli occhi e qualsiasi cosa ci arriva durante la giornata non non la andiamo ad analizzare con la mente, soprattutto se soffriamo di ansie o di dolori neuroplastici. Cosa vuol dire dolore neuroplastico? Vuol dire la maggior parte dei dolori cronici, mal di schiena, emicrania, cervicalgia, qualsiasi cosa, sciatica, ciatalgia, che non sono dovuti da problematiche fisiche. E in questo topic del dolore neuroplastico trovate più di 400 video penso che ho fatto negli ultimi anni. Quindi quando non c'è nulla nel corpo realmente che non va, la maggior parte di noi poi dà la colpa alla mente, andando quindi poi dallo psicoterapista, okay. Nulla contro i psicoterapisti, eh. Il danno che potremmo fare lì è di andare a parlare semplicemente di cose con lo psicoterapista. Può aiutare, ma secondo me, per mia esperienza, quello che ci manca è mettere insieme corpo e pensiero, quindi rimanere nell'emozione. Corpo, mente, rimanere nell'emozione. Qualcuno ti può dire: "Se respiri così, vai a pulire i nadi del corpo. Agopuntura pulisce le nadi del corpo." Sì, può aiutare tutto ciò, ma perché dobbiamo delegare la nostra potenza, okay, ad uno strumento esterno, se in realtà tutto quello che dobbiamo fare è sentire le emozioni negative, per come vogliamo chiamarle, senza fare nulla per qualche secondo, per qualche minuto. Nel momento in cui questo lo facciamo con coraggio, perché ci vuole coraggio per sentire le cose negative, senza analizzare con la mente, quindi, che ne so, la mia compagna apre la porta e mi dice, "Alessio hai sbagliato questo, avrei voluto che tu facessi quest'altro." Okay. Questo può essere un trigger per me, non dico niente, gli dico: "Dopo ti parlo", okay, e nel momento magari inizia la repressione. La repressione se quello che mi dice arriva come trigger, pensiero, sensazione corporea, non la voglio sentire, ritorno a lavorare, okay? Questo ci può stare in un periodo di trauma, in un periodo di trauma, in un momento traumatico, ci può stare ed è normale che ci sia, perché è lì per sopravvivenza. Devi toglierti dal presente, che fa male, e momentaneamente andare su qualche cos'altro. Questo è essenziale ed è una questione di sopravvivenza nel momento presente del trauma. Ma quando questa cosa è un trigger che continua a triggerarti, okay, lì è arrivato il momento di essere tu l'alchimista, di non chiedere a nessuno un aiuto. Potresti chiederlo ai terapisti ovviamente, ma di non chiedere un aiuto sempre fisico. Il massaggio, l'agopuntura, questa cosa il guaritore che mi farà una tecnica, insomma, particolare e non ho niente contro tutto questo che vi sto dicendo, degli strumenti di agopuntura, del Reiki, sono strumenti che mi piacciono, sono validi. Ma se faccio questi video è perché ho la missione, o almeno vorrei, portarvi un po' di potenza verso di voi. Cioè voi avete una potenza dentro di voi che dovete usare. Non potete aspettare quindi un'altra persona che fa il lavoro per voi. Quella persona può dirvi: "Guarda che se usi questi meccanismi del sentire che non devi capirlo tu come sentire, il tuo corpo lo sa fare molto bene, ma ti devi scollegare dal pensiero e rimanere nel corpo, senza iniziare a pensare: ma se succede questo, se succede l'altro, ma forse questo, ma forse l'altro." Questa vocina, anche quella, potrebbe crearti delle sensazioni corporee.
perché tu dirai: "Non voglio sentirti, stai zitta, non è così, non dovresti essere così, non è vero." Anche quella vocina può triggerarti, quindi tutto può triggerarti. La sensazione corporea che non vuoi sentire, il capo che ti dice 100.000 volte cosa devi fare e lo odi, il figlio che ti chiama e ti dice: "Guarda che mi son fatto male al ginocchio, vienimi a prendere a scuola." Qualsiasi cosa, nel momento che arriva, senti quella sensazione, rimani in presenza, perché in quel momento tu stai facendo un lavoro che è invisibile, ma che dà un grande sostegno nel corpo, nel momento presente e nel momento futuro. Quindi onorare le emozioni, processare le emozioni sentendola e quindi a quel punto rimanere presente. Rimanere presente anche solo per 1 minuto. Il dolore cronico è diventato cronico perché non voleva essere sentito. Sotto ogni dolore cronico c'è un'emozione. Può essere rabbia, può essere tristezza, può essere paura. Queste 3 emozioni arrivano da degli eventi di vita, da qualcosa che è successo. Queste 3 emozioni non volevano più essere sentite in quel modo. Quindi abbiamo iniziato a odiarle ed è il momento che non abbiamo più voluto sentire quelle cose perché ovviamente sono cose traumatiche, quelle emozioni si sono disregolate dentro di noi. Quindi quando in un momento futuro entriamo in una situazione simile che ci ricorda quei traumi, arrivano quei trigger. Quei trigger riportano l'emozione, tra virgolette, "negativa" a fiorire dentro di noi nuovamente e cosa fai? Nuovamente non la voglio sentire. Nuovamente perché la stiamo odiando. Ogni trauma ha all'interno delle emozioni che non vogliono essere sentite. 1, non vogliono essere sentite perché possono essere rivolte verso di noi o rivolte verso qualcun altro. E lì iniziamo anche un percorso di perdono. Il percorso di perdono è verso di noi sentendo quelle emozioni. Quante persone lavorano al computer, magari sono anche imprenditori o liberi professionisti, non amano lavorare al computer, non perché è il computer in sé che è il problema, o la sedia in sé, o la postazione in sé, ma perché ci sono delle dinamiche nel lavoro che odiano. Quindi non è il lavoro d'ufficio in sé che odiamo, ma sono le dinamiche del lavoro di ufficio che ci portano delle emozioni che non vogliamo sentire nel corpo. Questo non vuol dire subire quindi quello che succede nel presente e quindi dire: "Mi faccio andare bene tutto perché alla fine devo solo sentire e io devo essere semplicemente l'alchimista del sentire e tutto andrà bene." Ovviamente non possiamo andare avanti in un periodo in cui 1 reprimiamo e 2 facciamo qualcosa che non ci piace. Ci sarà pure un limite e questo limite te lo dice il corpo. Se non ti piace lavorare con dei particolari capi o dei particolari colleghi, non puoi farti andare bene quelle cose, perché qua stiamo veramente reprimendo. E quindi qua alla fine cosa ti sta dicendo il dolore? Ti sta dicendo di portare la parte più autentica di te in servizio tuo e in servizio degli altri. Non potevo fare questo video, oppure non avrei ho avuto il coraggio di fare questo video, 3, 4 anni fa. Perché? Perché c'erano tante caselle per cui io dovevo stare e ehm dovevo praticamente, rimanere dentro queste caselle perché la società, diceva che era giusto così. Diceva: "Un fisioterapista deve lavorare in studio con un lettino
massaggiando, quello che è quello che pensano magari la maggior parte delle persone lì fuori, che un fisioterapista deve fare questo, perché se no cosa fai? Non puoi fare terapie di questo tipo. Quindi quando iniziavo a fare questi primi video, anni fa, mi sentivo molto meno a mio agio di adesso. E in quel momento la cosa più facile era da fare, mentre che facevo quei video, era reprimere. Reprimere, quindi o evitare quella sensazione dentro di me, quindi chiudere il video, non entrare neanche nella live, nella diretta, oppure farla con queste contrazioni costanti dentro di me, nella zona del petto. Ma avevo capito, per fortuna, qualcosa già nei primi anni di questo lavoro, perché ho avuto la fortuna veramente di iniziare questo lavoro da paziente, e io ero il mio primo paziente, dolore cronico al collo, e quella cosa, se andava avanti per troppo tempo e cercare di quindi fare qualcosa che non mi piaceva e reprimerlo, perché c'era qualcosa che dovevo dimostrare agli altri, c'era qualcosa che dovevo fare per gli altri, questa cosa non poteva andare avanti. E quindi alla fine ho detto: "Ma senti, io devo dire le cose che mi piacciono, altrimenti questa cosa è insostenibile. Poi lì di fronte qualcuno capirà, anche fosse una persona sola, per me va bene. Ho fatto quello che dovevo." Perché per me è molto importante dire questo, perché vorrei che in Italia cambiasse un po' la mentalità del: "Ho dolore cronico, ci sono solo 2 possibilità: farmaci e interventi chirurgici." Non ci sono altre possibilità realmente. Sì, sì, c'è l'esercizio terapeutico, quello dei fisioterapisti. Sì, sì, ci sono le agopunture. Sì, sì, ci sono le alternative. Ci sono le alternative. Ma quando non funzionano è perché la risposta non è là e le avete provate tutte. E per me è molto importante arrivare e dire: "Guarda, sì, sì, sono laureato in fisioterapia, ma non faccio fisioterapia. Va ben così. Non è importante per me rimanere dentro un albo di fisioterapisti, perché se sto dentro quell'albo e mi uniformo a tutti gli altri, non stiamo aiutando nessuno." E non pretendo di aiutare tutti, ma di aiutarne 1, 1 al giorno, va bene, 1 al mese, va bene. Per chi stiamo lavorando. La stessa cosa quindi qua sto facendo della terapia per me stesso. Quindi l'autenticità spero di, farla vedere al 100%, anche se ancora un po' di disagio c'è nella telecamera con la telecamera, ma di dare l'esempio e dire: "Guarda, tutto quello che stai vivendo te nel tuo lavoro, nelle tue situazioni, è okay, è normale sentirsi arrabbiato, sentire ansia, sentire paura. Questo non è un problema." Quindi in una società in cui tutto deve essere perfetto e tutto deve essere positivo e tutto a obiettivi, dobbiamo capire che quello crea necessariamente dell'energia repressa dentro il corpo e se non ne parliamo e non capiamo i meccanismi delle emozioni, rischiamo di ammalarci di malattie croniche, per non parlare di altro più più grave. Quindi il mio campo del dolore cronico è un campo molto vasto, perché ci sono molti campi, molte cose che possiamo dire sul dolore cronico e molti esercizi che hai visto su YouTube, su Instagram, su Facebook, molti. Ma dobbiamo capire che dobbiamo andare sulla radice e quella radice sono le emozioni represse. I metodi per le emozioni represse, i processamenti, i processi, le metabolizzazioni delle emozioni represse sono molto semplici, ovvero quelle di sentirle nel momento presente, senza quindi andare necessariamente sulla parte cognitiva. Qui capiamo quindi come si differenzia la psicoterapia classica con una terapia mente-corpo. Quindi qua capiamo che non esiste la mano del terapista, che va necessariamente a curare te, il tuo corpo. Anche se ci sono
dei guaritori, ci sono dei terapisti che usano l'energia delle proprie mani. Questo è importante, secondo me, anche dire che ci sono anche queste possibilità. Ma cosa succede quando poi anche tu, insomma, hai subito una guarigione con Reiki, per esempio, qualcuno potrebbe anche averla provata. Cosa succede nel momento in cui questo accade? Che devi essere cambiato anche tu, che ti fa cambiare te dentro, interno. Ciao intanto a chi ha scritto sui commenti. Ciao Michele, ciao Matteo. Ovviamente è una diretta, quindi se siete qui vi ringrazio per, insomma, la presenza. Scrivete se avete delle domande, sono più che felice di rispondere. Abbiamo ancora pochi minuti. La mia idea era di tenermi giusto 40 minuti circa, se ci son delle domande, altrimenti andremo verso la chiusura. Le emozioni possono essere riprocessate, non solo quelle del presente, perché le senti nel presente, ma anche quelle del passato. Dobbiamo capire che non esiste realmente dentro la nostra mente passato, presente e futuro. Non esiste. Qui lo notiamo anche nelle terapie EMDR, per esempio, che è una terapia che mi piace, insomma, è una cosa che anche ho provato sul trauma, dove ti riporta dentro il trauma, te lo fa riprocessare nel momento presente. La stessa cosa fa il tapping. È tutto nel momento presente. Quindi se ci sono qualcosa se c'è qualcosa che ci portiamo dietro, che ci triggera oggi, probabilmente è perché ci ha triggerato molto tempo fa, mesi fa, anni fa. Se andiamo dentro quelle emozioni o quei sensi di colpa di quel periodo e di quell'evento, riusciamo quindi anche noi stessi, nel presente, con le nostre capacità, a processarlo. Ora, voglio fare una parentesi qua. Quando il trauma è molto grande e quella sensazione nel ricordo ci crea una grandissima emozione di tristezza, di panico, di paura. Okay, in quei casi, quando quella sensazione è 10 su 10, da una scala 0 a 10, meglio magari non farla da solo. E in quei casi forse è utile farsi aiutare da un terapista, okay, che sappia o è formato in questi traumi, nel riprocesso del trauma. Non ci sono solo le tecniche che uso io, ci sono ovviamente c'è l'MDR, no, c'è la psicoterapia, ci sono altre cose, però io ti dico quelle che ho provato io, quelle che secondo me funzionano per le persone che ho assistito. Quindi tempo, spazio non esiste. Tutto quello che lavori nel presente è okay. Se non vuoi andare nel passato, rimani sul presente. Sentirai il dolore oggi alla schiena? Okay, anzi fai questo lavoro, è un dovere tuo, di sentire quella sensazione di dolore come un'emozione, e lo è. Molto probabilmente è un'emozione di paura, un'emozione di: "Ho paura di sentire questa cosa." Ci hai mai pensato che il dolore in realtà è una sensazione di paura? Tutte le sensazioni corporee da una parte hanno il dolore e dall'altra parte un'emozione. Dolore fisico, emozione. Il nostro dovere è andare su questa parte di emozione. La nostra vita fino ad oggi l'abbiamo fatta evitando il dolore, evitando l'emozione. Lo so che può essere difficile in questo momento, se è la tua prima volta che senti queste cose, di capirle. Ecco perché ci sono molti video in questo canale. Se soffri di dolori persistenti o ansia persistente, ansia cronica, questo è il canale giusto secondo me e può aiutarti. Molte persone senza aver fatto nessun incontro con me, nessuna nessuna cosa da me con me, ha avuto dei grandi benefici, lo vedete nei commenti insomma di ogni video.
Questo è un canale che non ha tantissimi iscritti, okay, quindi quando uno vede: "Vabbè, Alessio Veneziano, ma chi è?" Ci sono 5.000 iscritti, ma chi lo conosce, no? Ehm, Però se vedete i commenti, magari provate le meditazioni, provate quello che è a mettere in atto queste cose. Decidete voi se queste cose sono giuste per voi o non giuste. Non cercate di analizzarle troppo con in modo analitico, cercate semplicemente di mettere in pratica, anche solo 1 minuto, magari da ora in poi, e dire: "Okay, quand'è che quando mi sento triggerato, quando mi sento in questa sensazione di ansia, per un secondo prova a rimanere in silenzio senza fare niente e sentire quella sensazione dove va, accettandola e se volete fare un passo ancora più avanti, mandarle dell'amore su quella parte, della luce su quella parte. Fatevi aiutare dal vostro cuore, il nostro cuore è l'alchimista, tutto arriva veramente da là, anche se se molti pensano che è il cervello che comanda tutto. Ho imparato a capire che in realtà dal cervello il cervello è un filtro, l'alchimista vero è il cuore e non stiamo più ascoltando questo. È come se questo fosse semplicemente una pompa, ma è da lui che arriva la sensazione di amore, la sensazione di pace. Ora, vi ho detto un qualcosa in più che magari insomma, vi sta sviando un po', okay, il cuore. Però dico l'ultima cosa, poi magari vado in chiusura. Le meditazioni usatele veramente come modo di alchemizzare, come modo di processare le sensazioni. Le mie meditazioni probabilmente sono un pelino diverse da quelle che siete abituati di sentire su YouTube, perché è tutto solitamente tutto un rilassiamo il corpo. Non c'è nulla di sbagliato nel rilassare il corpo, okay? È giusto abbassare la pressione del nostro sistema nervoso, ma poi dobbiamo anche andare a processare quelle sensazioni. Le possiamo abbassare leggermente, ma devono essere processate. Non possiamo fare finta che un rilassamento, semplicemente dormire o semplicemente sdraiarsi su un tappetino e far yoga, anche questo non ho nulla contro lo yoga, non possiamo però pensare che quello sia semplicemente il lavoro. È troppo facile altrimenti. Okay, se avete delle domande ragazzi è il momento, altrimenti sono in chiusura e spero di avervi dato almeno qualcosa oggi. Se siete arrivati fino a qua, 38° minuto, veramente vi ringrazio di cuore. Vuol dire che, insomma, quello che sto dicendo effettivamente risuona dentro di voi. Non vi resta altro che andare a provare questi strumenti. Ho creato questi giorni queste settimane, nelle ultime settimane un corso che si chiama Scrivere per guarire. È uno strumento che dovrebbe essere veramente, testato da chiunque che soffre di dolori persistenti. È molto accessibile, ha un costo molto accessibile. Potete vederlo insomma in descrizione, ve lo metterò qua sotto appena finisco il video. Se volete lo provate, altrimenti va bene lo stesso. Ogni settimana scrivo una newsletter con dei spunti, delle idee, anche questo insomma è accessibilissimo perché è gratuito e questo è un modo per rimanere in connessione oltre che questi video. L'ultima cosa era quella di Neurobalance, che è il percorso più corposo. Non ci sono tantissime persone perché è sotto selezione. Voi penserete che la selezione è fasulla e tutti entrano. No, in realtà è vera, c'è una selezione di tutto questo. Ho fatto degli errori mesi fa, anche anni fa, nel prendere magari qualche persona sbagliata, ma non perché le p non perché il test o comunque i dolori o i sintomi che aveva non erano in linea col percorso, in realtà erano molto in linea col percorso, ma
le idee che avevo trasmesso, non erano state recepite bene. Ecco che continuamente adesso i miei video vi ricorderanno che il rilassamento non è la soluzione, okay? Quindi quando cercate di rilassarvi con i miei video, io sono felice, ma non è questo quello che volevo fare. Non volevo farvi andare a dormire semplicemente, non volevo farvi rilassare semplicemente. Volevo farvi processare le sensazioni in modo attivo che sentite dentro il corpo. Se vi addormentate in una meditazione, va bene, ci sta, è okay, ma non era quello l'obiettivo. A meno che la meditazione non c'era scritto il titolo della meditazione non era "Meditazione per dormire", allora sì. Quindi ricordatevi questo: quello che sentite di negativo deve essere sentito, processato, rimanete nel presente, non cercate la mente per risolvere, ma sentite, rimanete lì anche 30 secondi, va bene. E non cercate di farlo in modo perfetto, perché non esiste la perfezione in tutto questo. Voletevi bene perché non siete in questo processo perché avete sbagliato o non avete capito qualcosa perché siete stupidi. La colpa del dolore cronico non è mai vostra, è un riflesso, okay, è lì per sopravvivenza fin quando non viene sentito e va ben così. A presto ragazzi e ciao a tutti quelli che mi hanno scritto. Ciao Michela, a prestissimo. Ciao.